L'elicottero dell'Elisoccorso regionale da alcuni giorni è diventato operativo di notte anche negli ambienti montani e impervi come forre, coste rocciose, rive di fiumi e torrenti. Tecnicamente la novità dell'ampliamento dell'attività notturna già operativa in ambito urbano ed extraurbano va sotto il nome di fase 2 avanzata, preludio di una successiva fase 3, ed è stata possibile dopo circa un anno di addestramenti e verifiche che hanno coinvolto il personale sanitario di medici e infermieri, i tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il personale aeronautico composto da piloti e tecnici verricellisti. Tutto quello che era il soccorso in ambiente impervio, per cui in montagna, in alta montagna, nei pressi di rifugi, nei pressi di casere, comunque anche in percorsi molto frequentati dagli escursionisti, non era possibile se non a piedi, con lunghi tempi di soccorso e di evacuazione dei pazienti e anche con rischi a cui venivano sottoposti i soccorritori stessi. Quindi diciamo l'avvio di questa attività con l'elisoccorso FVG di cui noi facciamo parte con il nostro tecnico di elisoccorso sicuramente agevolerà tantissimo e migliorerà tantissimo l'operatività in montagna in condizioni notturne. Il lavoro svolto e le ricognizioni effettuate nell'anno trascorso hanno permesso di individuare più di 170 siti in cui durante l'arco notturno può essere imbarcato e sbarcato personale sanitario e tecnico anche in modalità overing, il volo stazionario dell'elicottero, al fine di prestare soccorso su obiettivi definiti in determinate aree. Il beneficio non sarà solo per gli escursionisti in difficoltà, ma anche per le comunità montane più isolate. Sì, nella nostra regione ci sono molte comunità con le cosiddette aree interne che sono molto lontane dagli ospedali principali, quelli dove si trattano anche le patologie importanti, quelle neurologiche, quelle cardiache, per cui questa è una possibilità in più che viene data alle comunità di montagna, avvicinandole e permettendo alla rete di trasporto di essere ancora più efficace.